che o tornano a casa entro questa settimana oppure ci ritroviamo non in piazza ma davanti a tutte quelle carceri. Minaccia tempesta al segretario federale della Lega Nord e tutto il popolo del Carroccio riecheggia la sua rabbia. Sono pronti alle barricate, tutti, subito. Se i venetisti arrestati non saranno rilasciati nel giro di pochi giorni, se non torneranno alle famiglie e al loro lavoro. Se non libereranno subito queste 24 persone, andiamo noi in quelle galere e vogliamo noi entrare in quelle galere, fino a che quelle 24 persone non torneranno a casa dai figli, dalle mogli, dai mariti, dai parenti. Nel mirino le carceri, da cui escono i pedofili ma non i patrioti veneti, dice Salvini, ma anche tutti gli altri edifici dello Stato. Noi siamo pronti anche ad azioni forti, democratiche, pacifiche, ad occupare le prefetture, perché crediamo che le prefetture siano veramente da tagliare. Allerta dunque già per questa settimana, ma il 25 aprile Salvini vuole tutti i leghisti in piazza per San Marco. Il 25 aprile vedremo di essere in ogni piazza, di ogni comune, di ogni valle, di ogni comunità del Veneto. E a Verona il governatore del Veneto si accorge che davanti alla prefettura non sventola il leone di San Marco e tuona. Il fatto che poi mi si dica che non è previsto dalle norme, che ci sono protocolli particolari, io dico che per me, per noi è carta straccia. Siete in Veneto, bisogna che la bandiera della nostra terra sia esposta dappertutto. Intanto sul fronte giudiziario la notizia del giorno è la scarcerazione del veronese Andrea Meneghelli dal carcere di Montorio. Per lui un ultimo interrogatorio assistito dall'avvocato Pavanetto, che al termine ha presentato istanza di scarcerazione immediatamente ottenuta. È uscito intorno alle 18 da quei cancelli, dietro a cui invece continua lo sciopero della fame di Lucio Chiavegato, ma per lui e per tutti domani sarà il momento tanto atteso dei primi colloqui coi familiari, colloqui che sono stati autorizzati nella giornata di oggi dalla procura.